Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano ragazzi, Formula 1 2014, soci, 4 gare alla fine di questa serie comendiana, abbiamo un punto di vantaggio su Rosberg, veramente stagione incredibile. O Nico o Veneziano, vediamo un po'. Nico parte al secondo posto, vai Come. Cerchiamo di superare Nicolino, l'obiettivo è quello, stare davanti a Nico. Stare davanti a Nicolino ragazzi. Nico prova all'interno, io ho frenato troppo. Porca puttana. Ho dato la posizione, sono rimasto sesto. Troppo lungo, troppo lungo, dai Kuma. Provaci adesso. Bravo, come che supera almeno Rosbiff. Rosbiff superato. Nico superato e vaffanculo. Dai Kuma. Un punto è veramente poco, c'è veramente una stagione devastante. Tensione altissima, si fa fatica anche a commentare. Rosberg è quinto, Nico è quinto, il Kuma è quarto. Va bene così, va bene così. Ragazzi, incredibile, problemi ai freni per Hamilton. Problemi ai freni per Gigi Hamilton. Il primo della gara, cioè il leader della gara, si è ritirato, ha parcheggiato la macchina per problemi ai freni. Non ci voglio credere, non poteva essere Rosberg, no. Pazzesco ragazzi, pazzesco. Siamo terzi in questo momento. Siamo in terza posizione. Ma veramente beffa per Gigi ragazzi, beffa per Gigione Hamilton. Fuori per un problema ai freni, come l'anno scorso a Monte Carlo, fumata bianca e ciao ciao. Ragazzi, la safety car torna ai box e vediamo un po' se riusciamo a superare almeno Vettel. L'Alfonsino è il leader della gara. Hamilton ritirato, problema ai freni per Gigi. Sempre Hamilton ha problemi, Rosberg, ma chi cazzo? Ok, Rosberg va ai box. Bisogna capire quando va Nicolino. Non possiamo perdere secondi preziosi dietro a questa vettura. Sei più veloce nel secondo settore, cerca il sorpasso. Proviamoci. Vai come. Miscela levata, tentiamo il miracolo di sorpassarlo. Disponibile in questo giro. Potrai attivarlo quando ti trovi nella zona prestabilita per l'uso Dai del come, DRS. dai come. Attenzione a provare il sorpasso, Vettel. Vettel ha provato il sorpasso, mamma mia. Ma il come è uscito bene qua, il come è uscito molto bene qua. Dai come, provaci, prova all'esterno il come. Il come tenta, non ce la fa, prova l'internazzo puro. Vettel resiste. Ma il come lo supera forse, no, non lo supera. E ce la fa. Grande come. Buono, buon sorpasso. Vettel ragazzi, Vettel è sempre terzo. Adesso dobbiamo capire Rosberg, dobbiamo capire Nico. Che Rosberg è indietro, devo pensare alla mia di gara. Devo pensare alla mia gara, cazzo. Ok, no, comunque per fortuna la Russia è una gara, non dico favorevole, però insomma me la gioco un po' meglio. Ok. Alonso se ne sta andando però. Alfonso se ne sta andando. Io seguo la strategia dei box. Vado dal sesto, al prossimo giro vado ai box. I meccanici ti aspettano alla fine di questo giro. Ok. Entra ai box. Pensiamo che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore Sulla massima potenza. Sta cercando di raggiungerti. Vabbè, non me ne fotte un cazzo, non me ne fotte.
Dobbiamo scappare via da Rosberg, ragazzi. Dobbiamo guadagnare qualche punticino su Nico. L'altro anno abbiamo vinto qua in Russia. Quest'anno al secondo posto può andare più che bene. Posteriori sembrano freddi, prova a riscaldarli. Qua purtroppo siamo andati corti. Ah, lunghi. Vettel ci prova. Dai ragazzi, dai. Sono ancora là. Ah, Dio mio. Alonso è veramente andato. Alfonso vuole vincere il gioco di squadra. Non esiste questo gioco, vaffanculo. Dai, come non teniamo ancora carburante elevato. Box, box, box. Andiamo dalle lunghe ste curve perché mi fa rallentare. C'ho sto fio della mignotta. Ok. Vettel è tornato vicinissimo. Non sbagliamo che dobbiamo entrare in box. Scena bassa, mamma mia. Ok, anche Nico i box. Anche Nico i box. Ci stiamo marcando a vicenda, ragazzi. L'obiettivo è stare davanti alla Mercedes di Nicolino. Veloci, veloci. E perdo la posizione da Vettel. Ho perso una posizione, ma puttana troia. Ho perso una posizione dal Seba. Questa non ci voleva. Proviamo a tenere il carburante elevato e vediamo se riusciamo a fare un'altra magia. Siamo al nono posto siamo. Abbiamo ancora Vettel vicinissimo, prima l'abbiamo superato abbastanza bene, vediamo adesso. Dai Kuma. Provaci. Provaci Kuma. Abbiamo comunque Massa. Rosberg è indietro, per fortuna. Ecco, la parte bella del discorso è che Nicolino è indietro. Vai Kuma, prova a superare Vettel, dai cazzo. Superiamolo il Seba. Sei un punto di riferimento, guidi anche meglio, c'è poco da fare. Qua ho frenato troppo però. Secondo me la Red Bull non è così imprendibile. Dai che possiamo farcela. Credici, come credici. Rosberg all'11° posto. La vettura che hai davanti a te ti sta rallentando. Sei più veloce nel primo settore, approfittane per il Come ci prova. Mamma mia. Non è senso niente di male, ma ho rischiato di andare veramente a sbattere contro il muretto, fioi. Mamma mia. Mamma mia, che lotta vera, lotta vera. Lotta vera. E lo supera. Non posso più cambiare posizione, devo stare qua, quindi prenderò la curva molto male. Ragazzi, ho fatto un errore e ho perso una posizione, porca puttana, però Nicolino sembra più indietro. Nicolino, vai come? Il Nico sembra un po' più indietro, imbottigliato. Mamma mia ragazzi. Gara abbastanza tranquilla. Però veramente Alonso e Ricciardo se ne sono andati. Veramente bagare impressionante, anche perché qua siamo su un circuito cittadino, quindi basta un piccolo contatto con la mod che ho. Veramente può succedere di tutto. Anche se in realtà sono stati solo 2 ritiri, quindi neanche tanto. Quindi che cazzo sto dicendo come? Vettel è quarto. Molto come sempre dietro. Tanti sorpassi, che perché chiaramente il Comendone a volte rallentando gli altri. Ma sì, loro ne approfittano per superarsi a vicenda. Ancora Vettel. Lungo ancora, lungo ancora. Dai che manca poco. Perché per guardare devo sbagliare. Mamma mia.
le gomme insomma non sono messe proprio malissimo, però sembra indietro adesso Rosberg, sembra indietro, non capisco se è una McLaren o una Mercedes. Final lap comunque, final lap e Vettel ci prova. Tanto Button supera Vettel, però non mi sembra di aver cambiato direzione, ma sinceramente non mi interessa ragazzi. Adesso voglio solo finire sta serie, cercare di vincere in maniera lecita, però tranquilla. Qua c'è la voce della Pirelli distrutto, secondo me qualcuno... sicuramente l'altro ritiro è andato a sbattere là, perché non mi sembra possibile che sia così. C'è Button al quarto posto, raga. Dai, fioi. No. Mamma mia, cosa ho rischiato. Dai, fioi, dai. A parte l'errore che ho fatto, che ho perso la posizione, che ho recuperato su Vettel, non ho quasi mai rischiato. Dai, ragazzi. Terzo posto comunque importante, guadagniamo abbastanza punti. Va a vincere Ricciardo intanto su Red Bull. Secondo Alfonsino. Il Kuma chiude terzo, dai Kuma. Un buon terzo posto. Bravi fioi, un buon podio, dai. Almeno terzi siamo arrivati. Vediamo come è arrivato Rosberg, spero sesto, settimo. Rosberg settimo, mamma come godo, ritirati Perez e Hamilton. Siamo a più 10 ragazzi, ma è ancora dura. Costruttori meno 38, ce la giochiamo dappertutto. Raga, un saluto dal Comandore veneziano. Ciao!